Presenti in aula gli avvocati Gulisano, Arena e Marchese, l'avvocato Cannizzaro e l'avvocatessa Danna, e l'avvocato Gulisano sostituisce i difensori non presenti al momento in aula. Le dichiarazioni saranno fatte in esito all'esame degli imputati. Procediamo con l'esame di Illuminato. Roberto, c'è il difensore illuminato, l'avvocato Calì? No. Volevamo cominciare in effetti dall'esame di Nicola Maugeri. E c'è il difensore? No, il difensore, anche la cosa non è danna. L'avvocatessa Danna, sì. Allora, Maugeri e la scorta dovrebbe accompagnare Maugeri, per favore. Maugeri Nicolò. Presidente, in questo momento si è allontanato per problemi igienici suoi particolari. Non lo so, vogliamo continuare con qualcun altro? Il secondo potrebbe essere il signor Maugeri. Ma lei chi è che è interessata da altri esami? Del signor Maugeri? No, lei, avvocatessa Danna. Sì, sono interessata all'esame del signor Maugeri. In questo momento è fuori dalla cella. Questo l'ho capito, dico possiamo cominciare con un altro. Sì, possiamo cominciare con un Ma altro. c'è qualcuno che la interessa? Possiamo trattare... Avvocato Polisano, lei perché è interessato? Potremmo cominciare con Sant'Onofrio, per esempio, non so, il pubblico ministero. Con Mangion, va bene? Allora la scorta accompagni Mangion. È divenuto che deve fare le dichiarazioni spontanee, stava alla cena numero 15. Ma è divenuto. Le dichiarazioni riguardano la sua posizione o si tratta di altro? Quello del padre, per me si può dire quello che è morto il padre. Mi date la linea per favore, è l'ultima cella a sinistra. Signor Presidente, Sì, mi sente? sì. È una questione, siccome è morto mio padre una settimana fa, stiamo provvedendo. il 27, no, è il mio avvocato, Come? siccome il 27 è morto mio padre. Dico, stiamo provvedendo, ci manca un certificato di morte, per questo abbiamo perduto tempo. Manca, Manca il Ieri certificato. abbiamo Comunque provveduto provvederemo in giornata. va bene, grazie. Il signor Mangion Giuseppe. Non ce l'abbiamo? Numero B è nell'841 però rimane. No, il verbale d'interrogatorio. Avvocato, facciamo una copia dell'interrogatorio di Mangion. Signor Ferri. Mangion Giuseppe, nato? A Catania il 24/12/59. Lei intende sottoporsi all'esame? Sì. Il pubblico ministero può procedere? Signor Mangion, che attività svolgeva? Avevo un'impresa di costruzione.
Il suo studio dove era sito? Prima in via Luigi Sturzo, oggi, fino a poco tempo fa, in via del Rotolo. In via del Rotolo. In che tempo è stato trasferito lo studio in via del Rotolo? In via del Rotolo sono andato nel 90. Nel 90. Mentre quando aveva aperto lo studio in via Luigi Sturzo? In via Luigi Sturzo l'ho aperto nell'84, in via Luigi Sturzo 114. Poi nell'87 mi sono trasferito al 78 di via Luigi Sturzo. Aldo Ercolano lo conosce? Certo, è mio cognato. È suo cognato. Aldo Ercolano aveva degli studi o degli uffici vicino in via Luigi Sturzo? No. No. Pattarino Francesco lo conosce? Sì. Quando l'ha conosciuto? L'ho conosciuto verso la fine del 90, credo. Chi è Pattarino Francesco? Pattarino Francesco è una persona che io ho voluto conoscere perché c'erano determinati discorsi che lei sa. Sì, soltanto che Che signor sia- Mangion non li possiamo dare per scontati, anche Sì, perché io non sì, so sì, qual sì. è la sua idea, Sì, quali sono sì, le sue d'accordo, notizie in merito. D'accordo. Ho saputo che in giro si diceva che c'era questo ragazzo che diceva di essere figlio di mio padre e l'ho voluto conoscere, tutto qua. In giro dove? In giro si diceva che a Siracusa c'era un ragazzo che diceva di essere figlio di mio Cioè, padre. lei come l'ha saputa questa notizia? E da chi l'ha saputa? Non lo ricordo, dottore Marino, non glielo so dire con esattezza. Con suo padre Francesco ha avuto modo di parlarne di Mio questa padre si vicenda? arrabbiò moltissimo quando seppe che io avevo conosciuto questa persona. Senta, signor Mangiorno, suo padre è stato per lungo tempo latitante. Sì. Lei ha avuto modo in quel periodo di vedere suo padre? Sì, qualche volta sì. Può dire in che anno e dove ha incontrato suo padre? In che anno? Io ho avuto modo di vedere mio padre diverse volte durante la latitanza. Se magari può dire approssimativamente gli anni, cioè dall'88, 87, 89, non saprei io. Ma sempre. Da quando era latitante suo padre? Dall'84. Dall'84. Lei ricorda qualche luogo dove è andato a No, trovare suo quando io mi incontravo con mio padre era lui che si spostava e veniva a trovare me. Dove? Anche a casa mia. Anche a casa sua. Sì. Lei sa che, ad esempio, il Pattarino ha detto, o comunque qualcuno ha detto che lei era andato a trovare suo padre anche nei luoghi latitanza. Lo sto sapendo adesso, dottore Marino. O quantomeno non lo ricordo. Lei sa anche qual è l'accusa principale che le viene rivolta, cioè quella di aver messo a disposizione i suoi uffici, il suo studio, consentendo comunque che vi si svolgessero delle riunioni. Le volevo chiedere, è vero ciò oppure non è un'accusa infondata? Che È le un'accusa state- infondata. Infondata. Quindi lei non ha mai dato le chiavi del suo studio a nessuno? Non esiste questo, non lo farei mai. Quante persone avevano le chiavi del suo studio oltre lei? Io e la segretaria. La segretaria come si chiama? Un attimino, ne ho avute diverse segretarie. Quella che c'è adesso si chiama Mascali Patrizia. Adesso, ripeto, fino a prima di chiudere l'attività, perché l'ho dovuta chiudere. Quella che c'era prima, Mignemi Anna. Mignemi Anna. Poi ce n'era un'altra prima di questa, Messina Agnese, credo. E poi non ricordo, così a mente non ricordo. Senta, lei è stato mai in società con qualcuno? No, Ha avuto persone che lavoravano per lei comunque nel suo studio, nei suoi uffici? certo. Può indicare chi? C'è stato un periodo che avevo 70 dipendenti. Io avevo una grossa attività, dottore Marino. Parlo non era una cosa così. delle persone che a livello tecnico, come geometri o ingegneri o architetti, Certo, lavorassero nel certo, suo certo, studio. certo. Può indicare i nomi di queste L'architetto persone? Angelo Domeo praticamente
Angelo Di Meo, Sì. praticamente da sempre, dall'inizio dell'attività. Quindi dall'84. Dall'84 in poi, sì, sempre. Tuttora poi No, tuttora no, perché la ditta adesso è chiusa. No, Fin prima di quando sono chiudere. stato arrestato, sì. lavorava per lei. E era in società oppure No, dipendente. dipendente? Poi il geometra Pannettieri Francesco, Pannettieri. sì. Poi? Un attimino. La signorina Mignanianna, oggi la signorina Mascali Patrizia, oggi mi riferisco fino a prima di chiudere Io l'attività. dicevo con la qualifica magari di geometra o architetto. No, solo queste due persone. Mottantonio? Mottantonio è un ragazzo che io ho conosciuto 7-8 anni fa, ragazzo che all'epoca era sempre in cerca di lavoro. Lui non ha mai lavorato con me in senso continuo, io gli facevo fare delle lavorette saltuari per fargli guadagnare qualcosa, perché ripeto, il ragazzo all'epoca non aveva un posto di lavoro, non versava in buone condizioni economiche, ecco. Mi chiedeva lavoro, io gli facevo fare delle lavorette saltuari, lo accompagnavo all'architetto Angelo Di Meo, il quale tra l'altro si lamentava per le sue scarse capacità professionali. Avevo anche problemi con l'architetto per questo motivo qua. E quando è iniziato questo rapporto comunque con il Questo Motta? rapporto è iniziato quasi subito, perché... Sempre in 84? No, io parlo, non so, 87, 88, all'epoca in cui lo conobbi. 87-88? Sì, non ricordo con Ancora gli esattezza. uffici erano in via Sturzo? Sì, ancora gli uffici erano in via Sturzo. E lo conobbi in maniera quasi casuale, non ricordo, forse un ritrovo notturno, un locale, non lo so. Abbiamo fatto amicizia, forse avevamo degli amici comuni, delle amiche comuni, perché io all'epoca mi piaceva molto uscire la sera e lui anche. E è nato questo rapporto d'amicizia. Quasi subito mi chiese del lavoro e io... Fino a quanto è durato? Fino a prima di chiudere È lo studio? durato fino a quando lui non apriva una sua attività, credo fosse un ufficio di rappresentanza, non ricordo con esattezza. E poi da quel momento in poi, tra l'altro, ci siamo anche frequentati meno, perché poi lui si fidanzò con l'attuale moglie, quindi aveva anche i suoi impegni con la fidanzata, poi moglie non... Senta, tornando al Pattarino, mi dica. allora lei ha conosciuto poi il Pattarino Francesco. Sì, l'ho conosciuto bene il Pattarino Francesco. Che tipo di rapporti ha avuto con il Pattarino Francesco? Buoni rapporti di affetto, oserei definirli. Io questo ragazzo l'ho molto aiutato, questo l'ha detto anche lui. Mi prodigavo per cercare di tirarlo fuori da una certa vita che io non approvavo e non approvo. Purtroppo è andata a finire così. Tra l'altro mi occupai di lui in maniera particolare nel momento in cui venni a sapere che dalla moglie e dalla madre che aveva il vizio di drogarsi, assumeva cocaina. E io mi preoccupai molto di questo fatto. Questi rapporti in che arco temporale si sono sviluppati? Ma dal 91 in poi, fino a quando poi lui fu arrestato e poi ha fatto questa scelta. La madre l'ha conosciuta pure? Sì. La signora Amato Italia? Sì, l'ho conosciuta e forse con lui qualche problema ce l'avevo per la madre, perché siccome la madre è un tipo molto invadente, poi a me non era molto simpatica, forse anche per questione di gelosia, non lo so. E io non avevo piacere di incontrarla, mentre la signora spesse volte, siccome è un tipo, ripeto, invadente, quando sapeva che c'ero io a Siracusa faceva in modo, non so, se andavamo a mangiare in un ristorante cercava di farsi trovare là e io mi arrabbiavo con Franco, glielo dicevo questo. Senti, a me non fa piacere vedere tua madre o parlare con lei, te lo dicevo chiaramente. Ma lei ha avuto modo di verificare, comunque ha creduto che quello che dicesse il Pattarino fosse vero, cioè... Guardi, dottore Marino, che io ci abbia creduto o meno, io mi c'ero affezionato in ogni caso, ma visto come sono andate le cose lo ritengo impossibile comunque. Senta, forse gliel'avevo già chiesto prima, non ricordo se lei ha già risposto, con suo padre ne ha parlato della... Sì, io ho detto a mio padre... E si è arrabbiato, ha detto? Si è arrabbiato tantissimo. Perché si è arrabbiato?
Perché non voleva che io avessi a che fare con questa persona. Le spiegò le ragioni? Perché dice che non era affatto suo figlio e che non aveva una buona famiglia e non sopportava l'idea che io lo potessi frequentare. Ma suo padre le ha detto se conosceva in effetti sia il Pattarino che l'Amato Italia? Sì, me l'ha detto che li conosceva, però mi ha anche detto che non voleva averci a che fare. Le disse suo padre quando aveva avuto modo di conoscere l'Amato Italia? No, non abbiamo approfondito questo discorso, dottore Marino. Mi disse che era un'amicizia molto vecchia con questa signora, ma durata poco, non lo so. Lei non sa, l'ho scesa in particolari, ecco. Lei sa se suo padre ha alloggiato presso la casa di Siracusa dell'Amato Italia del Pattarino? Ma questo, guardi, personalmente non lo so, ma conoscendo mio padre mi sentirei di escluderlo. Senta, lei ha conosciuto Benedetto Santapaola? Certo. Quando l'ha conosciuto? Da sempre, da quando sono nato, amico di mio padre da una vita praticamente. Durante il periodo della latitanza No, lei non l'ho mai visto. non l'ha mai visto. Lei ha mai saputo se il Santapaola abbia mai alloggiato a Siracusa dalla signora Amato Italia? No, assolutamente. Cioè lo esclude o non l'ha saputo? Io non l'ho mai saputo. Non l'ha mai saputo. Senta, signor Mangion, dal verbale di sequestro relativo alla perquisizione operata nei suoi uffici, Sì. risulta che è stato rinvenuto l'estratto di un foglio di mappa che io vorrei mostrarle. Sì. Ufficiale giudiziario. No, è già provveduto al pubblico. Sì, mi ricordo che è stata rinvenuta questa piantina da me, questa pianta planimetrica, ma non riesco a ricordare cos'è. Signor Mangion, riesce a leggere cosa vi è scritto Baia di Arcile, forse? No, Baia dei dei turchi? Navali, dei Navela. No, di Arcile non c'è scritto. Dagli accertamenti compiuti Sì. risulta, questo è anche specificato nella verbale di sequestro relativo, che quella mappa fa riferimento alla baia di Arcile di Augusta ed in particolare ai terreni della baia dei Turchi e della Navel. Sì. Lei sa indicare le ragioni per le quali la mappa si trovava nel suo studio? Guardi, dottore Marino, così a memoria indicare le ragioni per la quale si trovava lì. Io le vorrei spiegare una cosa. Io facevo un grosso lavoro con la mia attività. Io giravo qualcosa che andava dai 7 ai 10 miliardi l'anno e lavoravo con tantissimi costruttori e ricevevo diverse proposte di lavoro. Nulla di strano che quella pianta sia stata portata da me per una proposta di lavoro. Ma io le chiedo questo perché lei avrà sentito Sì, ho sentito perfettamente. della vicenda della baia dei Turchi, dell'investimento che alcuni dovevano fare, secondo le dichiarazioni dei collaboranti. Ora, Nulla da dire. nel suo studio è stata rinvenuta questa mappa. Sì. Ora, per questo io le chiedo spiegazioni, se lei ha qualche notizia in merito. Io sto cercando, se lei magari mi fa qualche domanda più specifica io posso Lei rispondere. conosce Spampinato Giuseppe? Spampinato Giuseppe io ne conosco due. Entrambi Quali costruttori. conosce? Il Quali cavaliere Spampinato Giuseppe, Dove ha costruito? mio committente, e il signor Pino Spampinato Giuseppe detto Pino, anche lui costruttore, anche lui mio committente. Allora ascolti, per distinguerli in modo che ci rendiamo conto, perché solo con la data di nascita, ma lei probabilmente non la saprà. Comunque c'è una grossa differenza Allora, di età fra i due, quindi... Fra
lo Spampinato Giuseppe che ha costruito, che è stato anche imputato nel processo Orsa Maggiore, Sì. che ha costruito vicino la Paguros, è uno di questi. Quello l'ho fatto io, quel cantiere. Gliel'ho costruito io. È quello che aveva la Ferrari, questo? Sì, Sì. quello che aveva la Ferrari. Allora, per intenderci. Questo è uno. E allora, questo è uno. E poi l'altro chi sarebbe invece? L'altro io, questo signore, ripeto, Pino Spampinato, è uno che aveva una Saab cabriolet e gli ho fatto un lavoro nei pressi di Mascalucia, non saprei indicare con esattezza il punto esatto perché era un posto piuttosto internato. Per intenderci, lei ha conosciuto un altro Spampinato Giuseppe che era socio del genero di Graci, Dino Iello? Che se fosse socio del genere di Graci non lo so. Io ho conosciuto questo Pino Spampinato a cui ho fatto allora, questo lavoro. Con l'uno o l'altro degli Spampinato che conosce, ha mai trattato affari o saputo se gli stessi erano interessati a un terreno nella baia di Arcile o la baia dei Turchi? Ma guardi, col Cavaliere Spampinato lo escludo categoricamente perché il Cavaliere Spampinato mi chiamava. Cavaliere quello più anziano? Sì, mi diceva, senti c'è questo lavoro da fare, fammi il preventivo. Io lo facevo, se andava bene lo facevo, se no niente. Con l'altro invece? Con l'altro si parlava più spesso di lavoro perché lui, oltre il cantiere che gli ho fatto, aveva anche altri cantieri da portare avanti e quindi si dialogava, diciamo, più spesso. In questo senso il discorso diventava più vasto. E le capitò mai di discutere di un terreno lì alla baia di Arcile, il terreno della società, alla baia dei Turchi? Ma vede, dottore Marino, quando noi parlavamo di un lavoro, il terreno, l'ubicazione del lavoro veniva per ultimo, perché siccome io sono specializzato in esecuzione di opere in cemento armato, prima si parlava del lavoro in cemento armato, senti c'è questo tipo di lavoro, così, mi davano le relazioni di calcolo, i disegni delle strutture e io eseguivo il preventivo. Quindi nulla di strano, che ne abbiamo anche parlato, però io non posso dire con esattezza se il lavoro era quello o era un altro. Quindi non ha alcun ricordo di questo, né della Ma non mappa? posso avere alcun ricordo perché io facevo decine di discorsi al giorno di questo genere, dottore Marino. Facevo decine di discorsi al giorno, quindi non lo posso escludere comunque, è anche possibile che sia accaduto, è anche possibile. Senta, lei ha conosciuto Samperi Claudio? Assolutamente no. Avola Maurizio? No. No. Dottore Marino, io volevo specificare un discorso riguardo queste riunioni presunte nel mio ufficio. Sì. Innanzitutto io credo di aver seguito abbastanza bene il processo e non credo che i pentiti abbiano parlato di riunioni, bensì di qualche incontro solitario con mio cognato, non di riunioni. Io questo non l'ho sentito dire a nessun pentito, questo discorso delle riunioni che dice lei. Io tengo a specificare una cosa, dottore Marino. In primo luogo escludo categoricamente che queste persone siano potute venire in ufficio da me. Però tengo a specificare un discorso. Guardi che io dalla mattina alle 7, tant'è che lei si può informare, mi è rimasta l'abitudine di alzarmi alle 5:30 anche qui in carcere. Dalla mattina alle 7 fino al pomeriggio alle 5 ero in cantiere che mi curavo gli interessi di cantiere. Dopodiché andavo in ufficio a lavorare e mi sbrigava il lavoro di ufficio chiuso nella mia stanza. Tenga presente che all'epoca dei fatti in cui parla lei io avevo 70 dipendenti, 70, e più di 50 fornitori. Nel mio ufficio venivano decine di persone al giorno, il mio è un ufficio aperto al pubblico. Quindi nulla di strano magari che queste persone siano potute venire e io non ne sappia niente, dottore Marino, che ripeto lo escludo categoricamente conoscendo mio cognato. Ma anche nel caso che siano venute, io non le ho viste, non so chi sono queste persone. Dottore Marino, io a questa agendaglia non ho mai dato confidenza in vita mia, manco li salutavo. E poi questi due nemmeno li conosco. Nemmeno li conosco. Per quanto riguarda suo cognato intende Aldo Ercolano? Aldo Ercolano. Aldo sì. Ercolano. Lei sa se Aldo Ercolano avesse le chiavi del suo ufficio? Ma no, non esiste. Aldo Ercolano veniva a trovarlo presso il suo... Sì, sempre. Noi siamo una famiglia unita. Ascolti, Mangion, Avola fra l'altro aveva detto in una delle tante parti del suo verbale, perché lì, con riferimento ai suoi uffici, si facevano degli incontri con Aldo Ercolano e altri esponenti di Cosa Nostra. Ci metteva l'ufficio a disposizione, ma lui non era presente, non dice
che lei fosse presente, signor Mangione. Dottore Marino, io il mio ufficio non è mai stato a disposizione di nessuno se non della mia attività. E signor Avola sicuramente ricorderà male. Suo padre mai è venuto a trovarlo In nei ufficio? suoi uffici? Sì, un paio di volte, fuori dagli orari di lavoro. Era solo o in compagnia? Solo. Senta, lei ha mai conosciuto un certo Cultrera Felice? No, mai. Non so neanche chi sia, dottore Marino. Lei ha mai ricevuto incarichi per espletare attività professionali all'estero? No. Lei ha conosciuto la sorella di Pattarino, Silvana? Sì. Sì. Il marito di Silvana l'ha conosciuto? E con il marito di Silvano una sera abbiamo preso il Pattarino boccheggiante sulla spiaggia di Agnone, che si era drogato fino a qui. In che periodo? Fine 92 credo, quasi subito dopo l'arresto di mio padre. Senta, lei dopo l'inizio della collaborazione ha mai sentito, o anche telefonicamente, o la Silvana o il Franco No. Pattarino? No. Franco Pattarino io volevo sentirlo telefonicamente. Io mi sono incontrato con Carmelo Magri, suo cognato, perché volevo incontrarmi con Franco. Quando si è incontrato con Carmelo Con Magri? Carmelo Magri in quel periodo ci vedevamo quasi tutti i giorni, dottore Marino. Che periodo è? Il periodo della collaborazione del Pattarino. Quindi 92? 92-93? 92-93, era luglio-agosto, fine luglio, inizi d'agosto, ricordo. E poi ci siamo visti anche successivamente con Carmelo Magri. Voi avete Spesso ci vedevamo. cercato, lei ha sentito quello che ha riferito il Pattarino durante il suo esame, su quel periodo, cioè sui tentativi di contattare Sì, l'ho sentito. sia la sorella che il Pattarino stesso? Guardi, io mi sono visto quasi immediatamente con suo cognato, con Carmelo Magri. E non c'era mio zio Nino Licervello con me. Non c'era. Però corrisponde a verità che voi avete cercato di mettervi in contatto con Io, il Pattarino? non noi. Io mi volevo mettere in contatto con lui, non con la sua famiglia. Per quale ragione, signor Mangio? Perché gli volevo chiedere cosa mai potesse dire, cosa mai volesse fare con questa sua collaborazione. E non è un segreto, perché ne parlavo anche telefonicamente con il cognato. Perché secondo me ha fatto una scelta sbagliata, anche perché lui non ha nulla da dire. Senta, Dica, lei come fa a saperlo questo? perché conosco l'individuo. E la sorella Silvana, lei l'ha mai incontrata a Siracusa, comunque? Sì, diverse volte. Quando già Avevamo anche un rapporto di simpatia con Silvana, un rapporto buono. Ascolti, quando il Pattarino ha iniziato a collaborare, lei ha incontrato la Silvana? No. Signor Pubblico Ministero, se mi consente, posso? Se mi consente volevo specificare un discorso Sì, riguardo alla sua domanda se conosco o meno il signor Felice Cultrera. sì. Io ho letto una dichiarazione del Pattarino che dice di avere conosciuto il signor Cultrera a casa mia. Per l'esattezza dice ora ricordo, apprendo ora a chiamarsi Cultrera, se ho letto bene. Lui parla di 2 cene a casa mia o 2 pranzi, non ricordo. Innanzitutto mi sembra un po' strano che lui ceni a tavola con me e questo signor Cultrera e dopo 2 volte che ci cena insieme non sa come si chiama, non lo so, come lo chiamava, in primo luogo. In secondo luogo il Pattarino non è mai venuto a casa mia, perché con la mentalità che ho io, con il mio principio familiare, lui non poteva venire a casa mia, sul Pubblico Ministero. E poi un altro discorso, il Pattarino dice che con questo signor Cultrera noi dovevamo fare 5.000 appartamenti a Tenerife. Dico, il signor Pattarino sa cosa ci vuole per fare 5.000 appartamenti? Io non ho l'organizzazione per fare un lavoro del genere. Poi un'altra cosa importantissima, dottore Marino, guardi che le isole Canarie
in toto, non solo Tenerife. Fanno un qualcosa come 18.000 abitanti, tutte e 5 le isole, 5.000 appartamenti, a 4 persone a famiglia, sono 20.000 abitanti. Insomma, a chi li dovevo vendere questi appartamenti? Queste qui sono fantasticherie, cose impossibili, qualunque tecnico lo vedrebbe che è una cosa impossibile. Ascolti, Mangio. Ascolto, sono qua per questo. E anche per rispondere, se ritiene. Sì. Lei ha conosciuto qualcuno della famiglia Costanzo, dei costruttori? Certo, io ci lavoravo con l'impresa Costanzo. Quando ci ha lavorato? Ci ho lavorato io dalla metà circa dell'81 fino all'83, o alla fine dell'83 o all'inizio dell'84, non ricordo con esattezza. È lì che ho messo le basi per fare poi il mio mestiere, ho imparato lì il lavoro. Rendo? No. Con Massimino? Massimino Ottavio io ci ho lavorato, ci ho fatto 2 lavori, 2 cantieri, uno in Santa Catale Battiati e uno sull'Avampolieri Comune di Aci Catena. 2 lavori piuttosto grossi. Massimino Ottavio. Senta, lei si è mai incontrato a Catania con Patterino? Sì, qualche volta lui veniva a cercarmi, anche se io non volevo, però lui veniva lo stesso ogni tanto. Dove? In ufficio da In lei? ufficio, sì. Voi siete mai stati al Palazzo di Giustizia assieme con Patterino, comunque No. nei pressi di Piazza No, Verdi? no. Dottore Marino, io quando il Patterino mi veniva a cercare a Catania, mi suonava in ufficio, mi citofonava, io il più delle volte neanche lo facevo salire. Scendevo immediatamente e ce ne andavamo subito fuori, perché non volevo farmi vedere con lui in giro. Lei ha mai cercato di far lavorare il Patterino? Io sempre, Sempre. sempre. Lo pregavo dalla mattina alla sera perché andasse a lavorare. Senta, lei ha mai saputo se suo cognato appartenesse o meno a organizzazioni malavitose? Aldo Ercolano, intendo. E come vuole che lo sappia io, dottore Marino? Lei l'onorevole Drago l'ha conosciuto? No, completamente. Suo zio, Mio zio, Giuseppe Mangio, Giuseppe Mangio, non so. lei ha avuto rapporti di lavoro con suo zio Giuseppe Mangio, o solo rapporti di carattere familiare? No, rapporti di lavoro con mio zio non ne ho mai avuti. Rapporti affettivi sì, tanti. Io mi sento più fratello con mio zio che con mio fratello, perché c'è meno differenza di età. Quando è stata l'ultima volta che ha visto suo zio? L'ultima volta che ho visto mio zio? Sì. E guardi, io adesso è quasi 1 anno e mezzo che sono in galera. Non lo so, non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Senta, lei sa se suo zio è stato latitante? Sì. Durante- Mio zio è latitante dalla fine del 92. Lei l'ha avuto modo di incontrarlo Qualche volta sì. durante la latitanza? Sì. Ricorda dove? Veniva lui a trovare me. Per quale ragione? Per vederci, per motivi affettivi, familiari. Senta, lei è stato sentito in pretura per una vicenda relativa a un prestito di denaro Un o a degli prestito. assegni? Dottore Marino, qua lei mi deve lasciare un attimino libero di parlare per quegli assegni, perché vorrei specificare il discorso dall'inizio alla fine. Poco fa ho già detto che io giravo dai 7 ai 10 miliardi l'anno. Questo lo facevo
mi consenta di dirlo solo con la mia abilità professionale, perché non avevo una lira per fare questo tipo di lavoro così grosso. Girando tutti questi soldi e non avendo i capitali per poterlo fare, quando ritardava un pagamento si creavano buchi spaventosi, si parlava nell'ordine dei 500, dei 600 milioni per volta, e qualche volta, una di quelle volte è stata questa, facevamo degli giri d'assegni per creare liquidità fittizia, e a dimostrazione di questo c'è anche la relazione del direttore della banca, che dice non girava denaro, erano giri di assegni per creare liquidità che in realtà non esisteva, per prendere tempo. Era questo il discorso. Tant'è che il dottore, non mi ricordo, il giudice della pretura che fece questa indagine, archiviò immediatamente per queste motivazioni. Il dottore Serpotta. Allora, mi scusi ancora, dottore Marino, non ho finito, se mi consente. Con questi assegni, basandosi su questi assegni, mi è stato proposta una misura di prevenzione personale e patrimoniale, dove io ho dimostrato operazione per operazione cos'erano quegli assegni e tutti gli altri movimenti della mia ditta, dalle 100.000 lire ai 100 milioni di lire, ho dimostrato tutto, tant'è che dopo 2 anni mi hanno restituito i beni gli stessi giudici che poi hanno rigettato la mia istanza di libertà parlando di quegli assegni. Dottore Marini. ascolti, signor qui. Mangion, quant'era innanzitutto questa liquidità fittizia che... Ma lì si parla nell'ordine del miliardo di lire, cosa più, cosa meno, se non ricordo male. Lì dove se ne parla? In quel giro di assegni. In quel giro di assegni? Sì. Ma quello era il tipo di liquidità che lei voleva creare? E certo no. E senta, lei ha saputo se alcuni funzionari impiegati del Banco di Roma hanno avuto un procedimento penale per questa vicenda? Sì, l'ho saputo. Credo il signor Rizzo, non ricordo come si chiama di nome, Salvatore, il signor Rizzo Salvatore, e l'altro si chiama Medeo di nome, il cognome non lo ricordo l'altro. Queste due persone. E lei sa per quale motivo hanno avuto il procedimento? Credo che abbiano avuto loro un procedimento per non aver rispettato le leggi bancarie, non so, sono ignorante in materia. Per non aver registrato operazioni bancarie una cosa del genere, per non aver registrato superiori all'importo previsto per legge. E io non faccio parte di quel procedimento. E lei ricorda chi o comunque a chi diede incarico di effettuare queste operazioni per creare questa liquidità fittizia, signor Mangion? Molti assegni me le girava Antonio Motta. Antonio Motta. Sì. Altri? Solo Antonio Motta ha operato? Sì, che io ricordi lui, perché in pratica io facevo l'assegno ad Antonio. Lui lo girava a suo nome, andava in banca, prendeva gli assegni circolari, io facevo i versamenti nelle altre banche e creavo la liquidità mancante, prendevo una settimana di tempo in pratica. E di più lo facevo con Antonio perché, ripeto, con lui c'era un rapporto d'amicizia molto intimo. Senta, il Motta Antonio si conosceva con il Pattarino Francesco? No, lo escludo. Che l'abbia potuto vedere da me qualche volta, questo è possibile, ma che si sia frequentato non credo proprio, perché Antonio è una persona educata, vedendo il mio imbarazzo e vedendo che non gliela presento nemmeno, una persona non l'avrebbe mai frequentata, per rispetto mio. Senta, lei ha mai fatto lavori o comunque ha mai ricevuto incarichi, magari non portati a termine, presso il porto di Catania o qualche porto? Ma quando mai? Io ho lavorato solo per privati, signor giudice, non ho mai fatto lavori pubblici di nessun genere, solo per imprese private, opere in cemento armato e basta. Senta, la Beton Conter cos'è? La Beton Conter è stato un mio fornitore, è un impianto di calcestruzzo. E chi sono? È stato mio fornitore credo fino all'87, uno dei miei tanti fornitori, perché ripeto io all'epoca gettavo qualcosa come 1000 metri di cemento al mese, quindi un solo impianto non mi poteva bastare. Signor Mangion, i proprietari di questa società lei li conosce? No, io conoscevo
Il ragioniere là, quello che si occupava, il signor Maugeri. La Sedis SPA cos'è? La Sedis SPA è uno dei miei maggiori committenti, un'impresa di costruzione molto, sicuramente fra le più valide a Catania nel settore privato. I proprietari chi sono? I proprietari all'epoca in cui ci ho lavorato io erano il geometra Pagano Francesco, credo, l'architetto Arena, l'ingegnere Schelirò, e ce n'era un altro, credo fosse l'ingegnere De Stefano. Senta, l'edilizia 88 SRL invece? L'edilizia 88 è del Cavaliere Spambinato, è il cantiere del Golden Park, quello che dice lei che abbiamo fatto vicino alla Pacuros. Quella è la Pacuros. Sì. Lei quando ha conosciuto il Cavaliere Spampinato? Quando ho conosciuto il Cavaliere Spambinato? Guardi, io all'inizio della mia attività giravo continuamente per cantiere, andavo nelle imprese con i biglietti da visita per cercare di farmi conoscere, quindi credo di averle conosciuto tutto allo stesso modo questo costruttore. Più o meno in che epoca, dicevo? Ma in che epoca? 85, 86. Senta, lei ha conosciuto Litrico Matteo? Ma quando mai? Francesco Aiello lei l'ha conosciuto? Francesco Aiello, sì, credo di sì. Se il Francesco Aiello che dico io, questo qui era socio nell'edilizia 88 del Cavaliere Spambinato ed ebbi a conoscerlo in quell'occasione. Senta, lei ha mai conosciuto Carletto Campanella? No, l'ho conosciuto qui, l'ho visto ora qui. L'Edilcos invece cos'è? E me lasci pensare un attimino, del COS dovevano essere i fratelli Maugeri, credo, altri costruttori con cui ho lavorato. Senta, Bellia Pietro lei l'ha conosciuto? Bellia Pietro. Io conoscevo un geometra a Bellia che oggi poverino questo è morto e faceva il rappresentante per la Siderconfer di Luigi Vitale, che era il mio fornitore di materiale da cantiere. Io faccio riferimento ad una persona che probabilmente era socio di uno degli Spampinato. Non lo so, guardi. No, non è il Bellia che dico io. Se era socio di uno dei Spampinato non è il Bellia che dico io. Faccio riferimento comunque allo Spampinato, all'altro Spampinato, quello più giovane. No. Di quella società io conoscevo solo Pino Spampinato, altri soci non li conoscevo. Marcello D'Agata? L'ho conosciuto qui. Prima non lo conoscevo. No. Non ho domande per ora, Presidente. Mi scusi, con riferimento alla latitanza di suo padre, quando non la seguivo bene, mi scusi. quando è iniziata la latitanza di suo padre? Se non ricordo male, nell'84. 84 in quale periodo? Non ricordo con esattezza, dottore Bertone. E come fa allora a dire 84 e non 83? C'ha qualche punto di riferimento? Come faccio a dirlo? Perché ricordo che è stato nell'84, no? Sì, lo so. Dico, c'è qualche cosa, siccome le ho chiesto anche il mese non me lo sa Non me dire. lo ricordo il mese, mi ricordo perfettamente che è stato nell'84, il mese non lo ricordo. Lei viene chiamato Enzo? Sì. E come mai da Giuseppe si arriva Le spiego subito, io mi chiamo Vincenzo, è stato un errore d'anagrafe il mio. Quando sono andati a rivelarmi, invece di scrivere Vincenzo hanno scritto Giuseppe, per questo mi chiamo Enzo. Cioè dire, il mio nome originale dovrebbe essere Vincenzo, fu un errore d'anagrafe poi mai corretto. Lei conosce un tale Turinite?
Lei ha assistito all'esame dei collaboratori di giustizia oppure... Qua sì, fuori non sono andato, né a Roma né a Torino. Ecco, Samperi ha riferito che Sì, lei, lo so cosa ha riferito Samperi. che lei frequentava a Mascalucia un Dottor ragazzo... Bertone, io non ho mai frequentato un certo tipo di gente. Samperi sicuramente ricorderà male. Ripeto, mai data nessuna confidenza a questa gente. E addirittura riferisce che suo padre non voleva che lei frequentasse questo tipo di compagnie e aveva dato incarico a Samperi di eliminare questa persona. Lei non ne sa nulla, dico, è una... Completamente, non so cosa rispondere, non ho mai conosciuto questo Turinite. Lei dice di aver conosciuto Campanella soltanto qui nel Sì, processo. Sì. Samperi dice di aver conosciuto lui, Campanella, nei suoi uffici, nel suo ufficio di Corso Sicilia. Chi lo presentai io? Questo è un altro discorso. Lo ha conosciuto nel suo Non certo ufficio. tramite me, perché io non conosco il signor Campanella. Quindi nel suo ufficio lei il signor Campanella non l'ha mai visto. Non è mai venuto. Ma dei suoi parenti o affini, chi è che veniva a trovarlo nell'ufficio di Corso Marino, Sicilia? guardi che noi siamo una famiglia molto unita, ci cerchiamo l'uno con l'altro. E siccome io ero quello che lavorativamente ero più impegnato nella famiglia, magari venivano da me perché io non potevo andare, veniva mio zio. Suo zio chi? Zio Pippo Mangion. Poi? Veniva mio cognato Aldo a trovarmi tantissime volte, i miei cugini più piccoli, tutta la Avola Maurizio non veniva. Non lo conosco Avola Maurizio, dottore Bertone, non lo conosco. Del suo ufficio. Il mio ufficio dalle 9 all'1 e dalle 4 alle 8. Dalle 9 all'1 E dalle 4 alle 8. O 16:20, come preferisci. Lei conosce Malvagna Filippo? No, mai visto. Grazioso Giuseppe? No, Rocco Di Paola? ma quando mai? Ma quando mai? Mi sarei ricordato un personaggio di quello, dottore Bertone. Vicino il suo ufficio, qual era esattamente la sede del suo ufficio prima di essere in via del Rotolo? Nell'84 era via Luigi Sturzo 114 fino a metà dell'86. Poi sono andato in via Luigi Sturzo 78. E in quella via Luigi Sturzo vi era la sede, se lei ricorda, della Saces? No, nel mio palazzo no. Nel suo palazzo no, nella stessa strada? Non ricorda? No, non c'era questa Saces. No, non lo ricordo. Ma in effetti dagli atti risulta... Che c'era la Saces nel mio palazzo? No, è sbagliato. Non nel suo palazzo, nella via Luigi Sturzo. Sì, può darsi. Come lei ha detto non c'era. Avevo capito nel mio palazzo, dottore Bertone. Comunque lei non ne sa nulla di questa, Della Saces? di questa No. società. Non ci sono altre domande, Presidente. Avvocato Colusano. Signor Presidente, io volevo fare a questo punto una dichiarazione spontanea, se mi consente. Io quell'8 aprile del 95, circa un anno e mezzo fa, mi sono visto notificare un'ordinanza di custodia cautelare che diceva che grazie alle mie cognizioni specifiche io mi occupavo dell'investimento immobiliare della famiglia catanese di Cosa Nostra. Ora, mi aspettavo che già al primo interrogatorio mi si chiedesse
Cioè dire, la mia accusa principale è quella, non quella che diceva il dottore Marino poco fa. L'ordinanza di custodia cautelare dice questo. Mi aspettavo che subito il GIP mi chiedesse chiarimenti in proposito, cosa che non è affatto successa. Mi ha solo chiesto se conoscevo Avola, se conoscevo Samberi. Questi signori. Dico, vabbè, qualcuno prima o poi mi chiederà. Ho seguito con attenzione tutto il dibattimento e nessuno mi ha fatto domande su questo argomento che, ripeto, è la mia accusa principale, dopo che io ho dimostrato 15 anni di attività lavorativa, 15 anni dimostrata, non con le chiacchiere. Ho ascoltato i pentiti, dico va bene, parleranno i pentiti adesso di questo discorso, manco una parola. E la cosa più strana, signor giudice, è che i signori pubblici ministeri che hanno proposto questa ordinanza di custodia cautelare non hanno chiesto ai pentiti nulla su questa argomentazione, nulla. Ora i pentiti sono finiti, è finito anche il dibattimento. Credevo che i pubblici ministeri mi chiedessero qualcosa in proposito e nessuno mi chiede nulla. Ma insomma, perché mi hanno arrestato? Tutto qua, signor Presidente, non ho finito. Presidente, io volevo fare una domanda. Sì. Signor Mangion, lei ha mai eseguito lavori di costruzione di una fontana a casa di suo cognato Aldo Ercolano? Una fontana, Dio mio, se lo vogliamo chiamare così, sì. È stata chiamata così da alcuni collaboranti. Sì. Chi si incaricò materialmente della costruzione E la costruzione mi incaricai io e mandai l'architetto Angelo De Meo a prima progettare e poi a seguire i lavori. Vuole descrivere l'architetto Angelo Di Meo fisicamente? L'architetto Angelo Di Meo è una persona di circa 40 anni, leggermente più alta di me, un fisico asciutto, capelli neri, occhi neri. Robusto? No, robusto no, un tipo muscoloso, diciamo, un tipo muscoloso, sì. Senta una cosa, lei sa che titolo di studio ha Mottantonio? Onestamente non ne abbiamo mai parlato. Ha mai svolto per lei Mottantonio lavori tecnici che richiedessero una competenza? Non poteva svolgere lavori tecnici, Antonio, perché non aveva nessuna cognizione di causa. Ero io che volevo farlo lavorare, volevo fargli guadagnare qualcosa perché il ragazzo era senza lavoro. Quindi dico, non ha mai svolto... Obbligavo l'architetto Di Meo a portarselo dietro. Non ha mai svolto l'attività di geometra per lei? Non è un geometra, non ce l'ha la preparazione Quindi di geometra. lei non sa che titolo di studio ha, ma può escludere che sia... So che lui fino a un certo punto della sua vita era studente universitario in medicina. Che titolo di scuole superiori abbia non lo so. Ho capito, grazie. Prego. Posso andare? Buongiorno. Il signor Margeri Nicola. Si accomodi. Il discorso è la prova, dice dove sono queste prove? Queste prove sono documenti specifici, sono essenzialmente discriminati. Nicola Margeri? Nicola Margeri. Sì. Vuole prendere l'esame? Sì. Pubblico Ministero. Signor Margeri, quante altre volte è stato detenuto lei? 3 volte. In che periodi? Nel 1973 forse, Sì? per un paio di mesi, nel 1978 per circa 5 mesi e dall'83 dai primi mesi dell'83 al 1988, fine 1988. Quindi ha detto nel 73, nell'83 e poi Nel 73, nel 78 e nell'83. e nell'83. Ed è stato detenuto dall'83 fino a che anno? Alla fine a novembre 88. Fino a novembre 88. Per che cosa è stato detenuto in queste 3 occasioni? Per associazione delinquere.
tutte e 3 volte? No, prima ero accusato di tentativo di furto. Nel 73? Nel 73 e nel 78, da cui sono stato assolto dalle corti che mi hanno giudicato. E nell'83 invece ha avuto il maxi processo di Palermo? Il maxi processo di Palermo, signore. Qual è stato l'esito di quel processo? Sono stato condannato a 5 anni e 4 mesi interamente scontati. Per? Interamente scontati, 5 anni e 4 mesi per associazione a delinquere. Associazione semplice o associazione no, mafiosa? 416 bis. E quando è stato scarcerato esattamente? Verso la fine di novembre dell'88. Non ricordo il giorno. E dopo che è stato scarcerato? Da Teramo, nella città di Teramo. Ecco, e dopo che è stato scarcerato, dove da Teramo è arrivato a Catania? Sì. E che attività ha intrapreso? Quando sono stato scarcerato, io siccome da molto tempo avevo una licenza commerciale che giaceva alla Camera di Commercio, avevo fatto richiesta se mio padre mi avesse aiutato per intraprendere un'attività commerciale, interessarmi di vendita di detersivi, di questo genere di materiale. Dovrebbe parlare più forte, se non c'è. Quando sono uscito dal carcere, va bene così, dottore Bertone? Quando sono uscito dal carcere io volevo intraprendere un'attività commerciale, interessarmi di vendita di detersivi aiutato da mio padre, e ho fatto la richiesta per la licenza che giaceva a Camera di Commercio di Catania se me la rilasciassero, a che mi hanno risposto con una raccomandata dicendo no, perché è sorvegliato speciale, quindi misure di sicurezza la prefettura non ce lo consente, quando lei terminerà le daremo eventualmente la licenza su sua richiesta. Quindi mi è stata rifiutata questa licenza, allora io non ho fatto altro che, siccome mio figlio ha un'attività lavorativa di cui si interessa di costruzione, di movimento terra, ed io sono un ottimo meccanico saldatore, a che mi sono messo a lavorare per lui, cose che io avevo già dichiarato alla questura di Catania del commissariato di Librino, in quanto di tanti... Per lui, mi scusi, mi sono distratto un attimo, per suo padre? No, mio figlio. Sì, perdono. Sì. Mio figlio, l'attività di mio figlio. E io facevo il meccanico da lui, ci sistemavo i mezzi assieme, poi ero coadiuvato da un altro meccanico suo, e queste cose, siccome ero sottoposto al regime di sorveglianza speciale per 4 anni, con soggiorno a Catania. Ecco, e questa attività dove la svolgeva? In quale posto? Mio figlio? A Zia Lisa, nella zona di Zia Lisa, dove in via Monsignor Bonaventura Secusio. Via Monsignor Bonaventura? Secusio. Mi scusi, la zona di Zia Lisa è vicina alla Gesso zona... Bianco. Ecco, cioè è la stessa cosa dire Zia Lisa o dire Gelso Bianco? Non è una continuità, quindi io dico Zia Lisa perché è più vicina a Zia Lisa, ma è zona Gelso Bianco. Zona Gelso Bianco. E la zona del Pigno invece è un'altra zona? Altra zona, sì. È sempre là vicino oppure? Sì, è vicino comunque, è un paio di chilometri distante, però nella continuità della stessa strada. Quindi c'è Zia Lisa, Gesso Bianco, Pigno. Lei prima di andare a Teramo sì. Era ristretto a Catania? Sì. A Piazza Lanza. Piazza Lanza. E in quel periodo lei è stato in periodo di isolamento al carcere, cioè è stato ristretto da qualche parte, diciamo separato dagli altri detenuti? No, mai. È sicuro? Sì, ne sono certo. Tranne di quando sono stato arrestato. Però quando sono stato arrestato mi hanno portato direttamente a Palermo e sono stato ristretto a Termini Imerese.
Poi mi hanno portato a Catania, destinato a Catania alla Piazza Lanza, e sono rimasto lì. Dove è stato a Piazza Lanza? Al braccio sinistro, ero in una stanza, non ricordo adesso i numeri della stanza, questo non lo ricordo, comunque c'era Campanella Calogero, ero assieme a Campanella Calogero, che conoscevo. Come lo conosceva Campanella Calogero? L'ho conosciuto Campanella Calogero nel 1978, sempre al carcere, quando sono stato arrestato ed ero ristretto, mi sembra, nel braccio destro, e l'ho conosciuto lì. Rapporti carcerari, si parlava di lavoro, si parlava di tutte queste cose, e quando sono uscito, siccome lui aveva intenzione di intraprendere un'attività per fare dei lavori di aria condizionata, termosifone, tutta questa roba. Per conto proprio o per conto di qualche intrapresa? Mi diceva che aveva intenzione di formare una ditta, cosa che poi ha fatto effettivamente, perché noi ci siamo frequentati proprio in occasione di questa sua attività lavorativa, noi ci siamo frequentati. E vi siete frequentati assiduamente? No, assolutamente no, saltuariamente, però ci siamo frequentati, ci sentivamo anche per lavoro, oppure ci scambiavamo qualche informazione, non so, senti, io sto facendo, c'è quel costruttore che sta facendo questo determinato tipo di lavoro, vedi, ci vai, oppure se lui conosceva qualcuno, perché io in quel periodo avevo un'attività, facevo infissi metallici, lavoravo con alluminio anodizzato. Quando sono uscito dal carcere nel 78, ho avuto dei problemi che dal momento che non c'era, la mia era una piccola attività artigianale, quindi mi sono messo un po' in giro a cercare del lavoro, e tutta la zona dove in quel periodo si costruiva e dove io avevo già fatto qualche altro lavoro era la zona, come la posso indicare, vediamo, diciamo dove c'è l'impresa Spampinato, dove costruisce l'impresa Spampinato, tutta quella zona di via... Quale Spampinato, mi scusi? Ci sono Spampinato diversi? Giuseppe, il cavaliere Spampinato. Sì. Nella zona alta dove c'è Paguros, non mi ricordo adesso come si chiamano quelle vie là, quelle zone. E quindi mi sono recato in giro nei vari cantieri per cercare lavoro. E proprio lì, siccome a fianco a queste costruzioni che stava facendo il cavaliere Spampinato, che io non conoscevo chiaramente, sono andato lì a trovarlo così, come giravo tutti i cantieri. Io avevo già eseguito dei lavori in un altro palazzo che era adiacente, però non apparteneva a questa impresa. Quindi mi sono presentato dicendo: guardi che io sono nelle condizioni di poter fare questi lavori mentre che costruite. E il signor Spampinato allora mi ha detto di farmi vedere, io mi sono fatto vedere un paio di volte, a che mi fa una certa proposta, mi dice che sì, lui era interessato alla costruzione degli infissi, però a patto che si costruissero da lui, quindi lui fosse il titolare e io, diciamo, una persona che badavo a queste cose. E siccome ero senza lavoro e non avevo disponibilità di denaro, di conseguenza accettai e sono andato in quel cantiere, infatti sono rimasto in quel cantiere circa... Questo è successo verso il 79, credo. Sono rimasto in quel cantiere 3-4 mesi, 2 mesi, non mi ricordo bene comunque. Lui mi dava uno stipendio, infatti io le dicevo: senti, sistemiamo l'officina. Questo è il periodo 1900? Dopo che sono uscito dal carcere del 78, quindi credo il 79 come periodo. Non sono preciso con le date perché non li ricordo, dottor Bertone. E quindi sono stato lì, diciamo, circa 3-4 mesi. In quel periodo io mi incontravo con Campanella, e di conseguenza, incontrandomi con il signor Campanella, che ci vedevamo del più, quindi, con Carlo, si parlava di questi lavori. Ho detto che io stavo lavorando, dice: ma guardi che io lavoro lì, faccio l'elettricista in quel cantiere. Il cantiere era molto... Chi era che faceva l'elettricista? Campanella. Mi ha detto che faceva l'elettricista, quindi ci siamo incontrati in quel cantiere e ci vedevamo durante qualche volta così, perché io stavo tutta la giornata in giro
nel cantiere, prestando sempre il cavaliere Spambinato a che mettesse in funzione questa officina per costruire questi infissi, cosa che non è avvenuta in quanto poi lui per capitolato aveva degli infissi che doveva mettere in legno, di conseguenza non li ha potuti cambiare, sostituire, e quindi non se n'è fatto nulla. Poi Campanella ha messo in quel periodo in quel periodo Campanella ha fatto quell'ufficio che funzionava pure da deposito in via Duca degli Abruzzi, e di cui di tanto in tanto io ci andavo e parlavamo di lavoro. Lui aveva altri soci che non ricordo adesso, uno mi sembra si chiama Felice, però non ricordo i nomi comunque. Questo è tutto. Ricorda di aver avuto un incidente ad una spalla nel periodo che va, diciamo, dal 73 al 78? No. Non ho avuto mai incidenti? Sicuro? Incidenti sì. Che tipo di incidenti ha avuto? Ho avuto un incidente automobilistico nel 68, credo nel 68. Sì, nel 60 sono stato ricoverato in ospedale a Noto. Provenivo da, eravamo andati a Nel pescare. 1968 credo, più o meno 67-68. Poi ha avuto altri? No, non ho fatto. Lei ha rapporti, diciamo, di affinità con Mangion Francesco? Non lo conosco. Mangion Francesco non lo conosce? No. Suo figlio con chi è sposato? Con una nipote del signor Mangion, con la figlia del fratello. E lei non lo conosce? No. Quando mio figlio si è fidanzato... Quindi è sposato, suo figlio è sposato con la figlia del fratello del signor Mangion, esatto, Francesco, sì, Mangion Giuseppe. Sì. E lei non lo conosce? No. Mangion Giuseppe lo conosce oppure Sì, no? sì. Quando si sono sposati? Ero al Dante. Lei? Sì. Si sono sposati nel maggio 93. Sì, esatto, maggio 93. E quanto tempo prima si erano conosciuti? Da qualche anno. Un anno, non di più. Comunque quando mio figlio mi ha detto che si voleva fidanzare con la signorina Cettina Mangion, il signor Mangion era già stato arrestato, perché poi me l'ha detto il fratello, dice io c'ho quello che hanno arrestato è mio fratello. E lei non lo sapeva, se non glielo diceva il suo fratello? No, non lo conoscevo questo signore. Cioè non aveva mai sentito parlare? Non conoscevo nemmeno Giuseppe Mangion. Lo so che a lei sembrerà strano, dottore Bertone, purtroppo è così, Michele. Sì. Io glielo sto dicendo perché sono certo che lei sembrerà strano. E quindi lei ha saputo dal suo consuocero, ha saputo che... Era stato arrestato da qualche settimana. Cioè non è consuocero, comunque dal signor Mangion Giuseppe ha saputo questo fatto. Lei conosce Gaspare Mutolo? Sì. Quando l'ha conosciuto? L'ho conosciuto nel 1982, in occasione di un incontro che mi sono fatto procurare a Palermo, perché me lo sono cercato io quell'incontro, non con Mutolo perché non era la persona che mi interessava. Io in occasione, volevo di poter spiegare un po' questa situazione, l'ho già detto allora a Palermo, gliela spiegherò ora qui. In occasione che io conoscevo Campanella Calogero e lui aveva quell'ufficio in via Duca degli Abruzzi, io mi ci recavo parecchie volte
non molto spesso, però mi ci sono recato parecchie volte in quell'ufficio. Di fronte c'era un bar, quindi andavamo lì, si parlava, prendevamo il caffè, si parlava di lavoro, tutte queste cose, e allora ebbi a conoscere Condorelli Domenico. Ha conosciuto? Condorelli Domenico. L'ha conosciuto quindi nel deposito di No, Campanella? l'ho conosciuto al bar. Al bar. Era di fronte dove Campanella c'aveva l'ufficio, questo ufficio In via Duca degli Abruzzi? sì, di lavorazione di lavori idraulici, perché si interessavano di acque, quindi sono lavori idraulici. E l'ho conosciuto allora, ho conosciuto Cristaldo Salvatore, li ho conosciuti lì, si prendeva il caffè, si parlava. Qual era questo bar? Non lo so, era un bar, dunque glielo posso più o meno specificare, non so come si chiama. Dopo che c'è, salendo da Rognina, dopo che c'è il mercato, sulla destra, sul lato destro c'è il mercato, più avanti c'è una piazzuola, dopo la piazzuola fa angolo di una strada, c'è un bar, c'era, non lo so, oggi. E quindi ho conosciuto queste persone. Anche se come il Condorelli allora aveva un autocarro che lui nemmeno mi diceva, e io so che è così perché gliel'ho fornito pure io stesso, lui raccattava dei rottami, quindi girava nei cantieri a raccattare rottami di ferro, metallici, di ferro, ferrosi. Quindi e mi ha cominciato a chiedere se mi trovavo nei cantieri, se c'era del ferro disponibile, che non lo facessero vendere, che lo dessero a lui, che lui glielo pagava e poi lui faceva la raccolta e se lo rivendeva per i fatti suoi. E quindi abbiamo cominciato a parlare di queste cose. Io in quel periodo avevamo una società, che questa società ce l'avevo a Lentini, di cui c'è la Edilscavi, di cui questa società avevamo rotto, diciamo... Questa società Lentini che società era? Sempre di Movimento Terra. Lei con chi? Io con delle persone di Lentini. Ti avevo di dire chi erano queste persone di Lentini? Sono dei fratelli. Scamborrino, i quali avevamo... questa società non è andata avanti qualche anno e mezzo e poi abbiamo interrotto tutto perché non si trovava un accordo. E poi magari ci ritornerò su questo argomento. Oddio, l'ho dimenticato. Stavo parlando di Condorelli. Stavo parlando di Condorelli. Come Condorelli raccattava questi rottami, anche io allora avevo nella mia disponibilità un D9, un Caterpillar. Ora, siccome questa è una macchina particolare, ha bisogno di lavori particolari. Insomma, è una macchina enorme, è una macchina di 450 cavalli di potenza, pesa 50 tonnellate, quindi è una macchina enorme, ha bisogno di grossi movimenti di terra. Diversamente è una macchina che rimane ferma. Anche io ne parlavo con Campanella. Senti Carlo, se c'è la possibilità, qualche cantiere dove c'è qualche strada da costruire. E il Condorelli mi dice, anzi io ebbi a dire, oggi l'unico lavoro che c'è in Sicilia dove si sta lavorando, possono lavorare questi mezzi a Palermo perché stavano costruendo la circonvallazione. Che Condorelli mi dice, si propone lui volontario, e gli facciamo vedere con un mio amico a Palermo che lui conosce un sacco di gente, ti può fare dare del lavoro, ti può fare trovare del lavoro, che io ho prestato, mi fai un favore, mi procuri questo appuntamento. Lui me l'ha procurato, io quel giorno mi sono recato a Palermo, mi sono incontrato col signor Mutolo e lui me l'ha descritto, tanto è vero che c'è una telefonata in merito dove si dice guarda che viene una persona così, che vengono con questa macchina, guarda che l'appuntamento è in questo posto perché non essendo pratico di Palermo avevo bisogno di un posto facile da raggiungere e dire senti io sono con questo mezzo e vedi se... E ci siamo incontrati con Mutolo. Lei non sa se in questa telefonata intercettata a cui sta facendo riferimento lei si faceva anche riferimento ad altre persone? Sì, a Cristaldo Salvatore. E basta? Sì, e basta. Andiamo avanti, allora? Quindi con Cristaldo ci siamo recati
Chiaramente Cristaldo l'ho portato io a Palermo, perché domani fammi compagnia, devo andare a Palermo, io non lo conosco questa persona, ma io nemmeno. Cioè in quella telefonata non si faceva riferimento alla persona che vi mandava per conto di chi andavate? No, affatto. È sicuro di questo? Sì, ne sono certo. Dice, senti, guarda che viene un amico mio, qualcosa di simile, ma non mi ricordo adesso preciso il contenuto della telefonata, però qualcosa di simile. E quindi ci siamo recati a Palermo, anzi mi sono recato perché effettivamente lui è venuto a farmi compagnia, il Cristaldi. Ci siamo recati a Palermo, abbiamo parlato ho parlato con... Era Cristaldi Salvatore? Cristaldi Salvatore. Ho parlato con Mudolo, ma con Mudolo ci siamo trattenuti qualche quarto d'ora, dice mi seguite, andiamo a casa mia, ci fermiamo 10 minuti, siamo andati a casa sua, mi ha offerto il caffè, dopodiché dice sentite, le ho spiegato un po' la situazione di questo lavoro sulla circonvallazione, ho detto guarda che io so che stanno costruendo la circonvallazione, ci vogliono questi mezzi, e le sarei grato se mi potrebbe fare la cortesia di farmi lavorare, cioè questa macchina così. Dice ma guardi che io non conosco nessuno di queste persone che si interessano di questi lavori. Dico, mi faccia la cortesia, vedete se è possibile. Dice ma mio compare è sempre, ha detto proprio queste parole, ma mio compare è sempre un vacilone, possibile? Suo compare chi era? Il Condorelli, riferito a Condorelli. A che ci siamo salutati, dice comunque io mi interesserò. Dice eventualmente so qualcosa, glielo faccio sapere tramite mio compare. Ci siamo salutati, me ne sono andato. Come vi siete presentati? Niente, ci siamo presentati che era la macchina che ci è presentata, perché abbiamo detto guarda per telefono per favore indica che andiamo con questo mezzo, perché non lo conoscevo, non sapevo chi fosse. Infatti c'è quella telefonata che noi con quel mezzo siamo arrivati a Palermo e abbiamo raggiunto quel luogo che era concordato telefonicamente, e poi Cristaldi me l'ha detto, guarda che perché è stato Cristaldi poi a dirmi, mi sono sentito con Condorelli e l'appuntamento l'ha preso al motel che è facile da raggiungere, quindi ci siamo recati lì, io ho parlato con Mudolo, ci siamo salutati, dopo non so mi ricordo 2 o 3 mesi, mandato di cattura di Palermo per traffico internazionale di stupefacenti, associazione, e ho fatto quasi 6 anni di carcere per questa situazione. Mentre lei dall'associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti è stato assolto, mi faccia capire? Sì. Cioè è stato condannato solo per il 416 bis? Sì, perché diciamo che Continua. Diciamo che il rinvio a giudizio era basato sul teorema di Buscetta, del signor Buscetta, che diceva che tutti coloro che fanno parte di un'associazione devono per forza far parte di un traffico di stupefacenti, cosa che poi è venuto a dire dicendo no, il traffico degli stupefacenti è una cosa singola, chi ne vuole far parte ne fa parte, ma che ognuno... E quindi così poi sono stato condannato per l'associazione, ma avevo già scontato 6 anni quando sono stato condannato a 5 anni e 4 mesi. Lei conosce Fiorito Salvatore? Sì. C'è il rapporto di parentela con Fiorito Salvatore? Che rapporto c'è allora? C'è un rapporto, lui è cognato di uno zio di mia moglie. È cognato di uno zio di mia moglie. Uno zio acquisito, lo zio di mia moglie. Sono stato arrestato assieme a Fiorito nel 1973. Per che cosa? Accusato di tentato furto, cosa che poi abbiamo fatto il processo, non è... Qual era l'oggetto del tentato furto? Una gioielleria. No, ma è stato tutto un disguido forse della padrona che poi è venuta a chiarire, e tant'è che siamo stati assolti da quell'accusa. Stavamo dicendo, mi scusi? Fiorito. Fiorito. E che tipo di rapporti ha avuto oltre questa vicenda giudiziaria? E il signor... Anzi, mi perdoni,
anzi non riesco a collocare l'anno, ma forse nell'80 credo, forse nell'80, è venuto a Catania perché aveva una casa, una costruzione abusiva a Fossatreta. Le ho procurato della legname, proprio le ho procurato della legname. Lui gli servivano dei chiodi, dei martelli, roba che serviva per carpenteria. Io non me la trovavo disponibile per me, sono andato a comprarla, ero assieme a lui. Appena siamo usciti dal negozio dove abbiamo acquistato tutta questa merce, siamo stati fermati dalla polizia. Hanno trovato martelli, chiodi, tenaglie, tutta roba che serviva per carpenteria. Ci hanno condotto alla centrale della questura di Catania. Fiorito è stato mandato via, io sono stato passato a carcere, mi hanno arrestato a 3 atti allo scasso. Che periodo è? L'80. Quindi un'altra, siccome lei aveva detto 73-78, questa è un'altra cosa oppure un'altra? No, questo un'altra appendice? Me lo sono ricordato adesso questo particolare. E poi infatti dopo 6-7 giorni il giudice mi ha interrogato, mi ha rimesso subito fuori, dopo qualche mese hanno fatto il processo, sono stato assolto di fatto non giustizia in quanto avevo ancora la bolla d'accompagnamento che avevo comprato le cose al negozio. Quindi mi hanno passato E quando... E da allora ho finito di rivedere Fiorito. Cioè dall'80 che lei non vede Fiorito, più o meno. L'ho visto nel 73, 74, adesso non ricordo preciso, ma credo che sia in quegli anni. E poi adesso nell'80 e adesso quando è iniziato questo processo, da quando sono a Bicocca per l'inizio di questo processo. E non è andato mai a trovarlo? No, tranne quella volta no, mi è bastata quell'esperienza. Quando? Nel 73. Cioè lei, dicevo, è andato a trovarlo su oppure no? Sì, io sono andato a trovarlo. Allora questo episodio è avvenuto, l'episodio del 73 è avvenuto al nord. Dove? A Novara. A Novara. Mentre questo è avvenuto a Catania quando lui è sceso a Catania perché si voleva chiudere. Aveva detto, mi scusi, del 73 era un tentato furto in una gioielleria, l'aveva già detto. E poi non ha avuto più rapporti? No, ma... E il signor Ciulla Salvatore lo conosce lei? Sì. Quando l'ha conosciuto? Il signor Ciulla l'ho conosciuto nel 1900... non mi ricordo se era 85, comunque all'inizio del magistrato di Palermo, quindi le date credo che possono. Quindi l'ha conosciuto in Sicilia? Riscontrabile. Io l'ho conosciuto il signor Ciulla, anzi i fratelli Ciulla, perché erano 3 persone, 3 fratelli. Siamo stati nella stessa cella al carcere del Luccerdone e l'ho conosciuto proprio in quell'occasione. Quando il signor Ciulla è venuto a riferire qui di avermi conosciuto tramite il cognato, se non sbaglio. Sì. A proposito, lei lo sa come si chiamava quel cognato? No, non lo so. So che le hanno ucciso un cognato perché era al carcere quando è successo questo fatto e ricordo... Carollo si chiamava? No, non lo conosco, non lo so, non mi interessava nemmeno il nome. So che perché lui è rimasto poi, lui e suo fratello... Come si chiamava? I suoi fratelli, non me li ricordo. Sì. Comunque erano 3 fratelli. Erano tutti ristretti al carcere di Palermo. E allora? Quindi dico, lei esclude le circostanze dell'incontro che si sarebbe verificato secondo Ciulla a Milano, così come lo ha riferito? Assurdo. Nel modo più assoluto lo escludo, perché poi quando il signor Ciulla asserisce di sapere dove abito, sono stato io a indicarlo al signor Ciulla, perché noi parlavamo di lavoro, di costruzione, di strade, io le raccontavo l'episodio che mi trovavo in carcere per quella situazione, per essere andato a Palermo ad andare a cercare del lavoro, cosa che il signor Mutolo, quando adesso siamo stati a sentirlo a Torino, il signor Mutolo ha detto, non ha detto che io sono andato da lui per traffici illeciti o per altre cose, ha detto
è venuto per quando è vero che ha detto o dichiarato allora per le cose che si sanno del processo di Palermo, cioè perché io ero andato per questo motivo nel pubblico ministero. Lei era andato? Io ero andato per il motivo di cercare del lavoro a Palermo e non per traffici illeciti. Ho capito, comunque dico, esclude le circostanze temporali e diciamo di luogo dell'incontro così come le ha indicate Ciulla. Assolutamente. Perché lei non si è mai occupato di sostanze stupefacenti? Credo che i processi lo hanno dimostrato. Hanno ragione, me l'hanno dimostrato. Quindi lei è stato condannato per 416 bis. Sì. Lei è uomo d'onore? Nel senso di mafioso no, sono un galantuomo e basta. Quindi è stato condannato senza che lei si senta responsabile? No, signor pubblico ministero, sono stato condannato. Nella vita non credo che ci sia un essere o un volere, credo che siano le circostanze a determinarle e credo che la circostanza ha determinato tutto questo. Lei conosce un tale Rinzivillo, Gino Rinzivillo, o Rocco Rinzivillo, no. O Antonio Rinzivillo? No. Lei conosce Mirabella Giuseppe? Mirabella Giuseppe? No. C'è la procura, se ne sta andando a casa e non hai tempo di fare queste cose. Chi l'ha detto? Franchini, ci non vuole fare, se ne sta andando tutto a casa. Se vuoi chiamare il dottore Amadeo, ne parla lei con il dottore Amadeo. Se ne sta andando a casa. Come? Chi? Ci ho visto bloccare il dottore Amadeo. Ci ho visto bloccare il dottore Amadeo. Savoca Salvatore lo conosce? No. Non è stato con lei imputato il maxi processo a Milano? A Palermo? Se è stato imputato a maxi processo non lo so, ma eravamo 500 imputati. Conoscevo quei pochi che erano nella sezione con me. Ferone Giuseppe lo conosce? Sì. Quando l'ha conosciuto? Nell'89 credo, 89 o 90, comunque forse più 89 che 90. L'ho conosciuto, ma non come dice lui, che mi ha conosciuto nel 75, addirittura sono 20 anni, nemmeno lo sapevo che esistesse. Io l'ho conosciuto in un'occasione che... In che periodo quindi l'ha conosciuto? Appena sono uscito dal carcere, quindi fra l'89 e 90, ma credo più 89 che 90, perché mio figlio aveva acquistato un appezzamento di terreno dove costruisse un capannone in contrada Cardinale a Catania. Ed io, siccome le dicevo sono un ottimo meccanico saldatore, avevo fatto acquistare del ferro proprio per costruire una carpenteria metallica per fare un capannone, costruire un capannone in ferro, per evitare che poi questi pezzi venissero, queste capiate, tutte queste pilastri venissero preparati e poi ci volesse un autocarro speciale per condurle sul posto. Io non ho fatto altro che farle portare direttamente sul luogo, far portare il materiale sul luogo e poi prendere degli utensili come saldatrice, tutta sta roba,
un gruppo di elettrogeno perché non c'era luce, non c'era la corrente, ho portato tutto lì e mi sono messo a lavorare fuori. Quindi siccome era un luogo libero, anche se c'era un guardiano lì all'ingresso, però era in campagna, quindi era libero, non c'erano muri, un giorno non trovo più tutti questi utensili, compreso il gruppo elettrogeno, compreso tutta questa roba, non li ho più trovati. Mi informo col guardiano, senti, ha visto qualcuno qua? Dice no, dico senti, sono mancate tutta questa merce, tutti questi utensili che servono. E lui dice guarda, non ho visto nessuno, forse ho visto delle, dice, sai com'è, qui ci sono tutte le officine, entrano quelle con le motoape, vengono a raccogliere del ferro, probabilmente se li sono portati. Anche mi sono messo a girare, cercando un po' nei luoghi dove si riuniscono tutte queste persone. Niente, per cortesia, se avete portato via della merce, degli utensili da quel posto, fatemi ritrovare, vi devo dare qualcosa di soldi e vi rifaccio da, non me li fate comprare noi perché costano un sacco di soldi e voi ne ricavate poco. Dopo 3-4 giorni è venuto da me posso? L'ho capito che è fuori, sì, però bisognerebbe. Procediamo? Allora? Dopo 3-4 giorni è venuto a trovarmi il signor Ferone, il quale mi ha detto che se ero io che mancavano questi utensili, questa roba qua, io le ho detto sì. Io guarda che sono stati dei ragazzi miei, per loro non sapevano che abbiamo saputo che sei uscito dal carcere da poco tempo, ci dispiace, io li facciamo avere e me li ha fatti restituire. Quindi io sono stato, poi per disobbligarmi sono stato a trovare il signor Ferone, le ho portato qualche milione per dire lo regalo a questi ragazzi che hanno fatto questo favore, lui non li ha voluti. Ora quando il signor Ferone è venuto qui e ha parlato di Domenico Longo ha parlato. No, mi scusi, signor pubblico ministero, ha parlato che io le ho portato dei soldi, le portavo dei soldi in merito ad una faccenda di una società, di due soci che si erano bisticciati, io ero amico, ho fatto in modo di rappacificarli, di farmi Io sono all'oscuro di questa situazione. Questa vicenda non... Sono all'oscuro, non ne so niente. Tant'è che avevo dato incarico, e credo che l'avvocato li abbiano assolti queste cose, dove fare delle ricerche su questa società, perché si parlava di una società, lui non aveva saputo indicare niente, credo che l'abbiano trovato e abbiamo citato, non so, il proprietario, i proprietari, insomma, per sentirli, per dire se mi conoscono o meno o se hanno mai avuto a che fare con me. Quindi, dico, al di là di questo rapporto iniziale per il recupero della refurtiva che le era stata sottratta, dico, lei non ha avuto più rapporti con Ferone? Oppure nel corso degli anni successivamente? Con Ferone ci siamo qualche volta incontrati, qualche volta lui è venuto a cercarmi perché mi diceva che aveva delle imprese che dovevano eseguire dei lavori. Io gli avevo dato la mia disponibilità eventualmente a farli, perché lui dice che conosceva imprese che costruivano strade o lavori pubblici o altre cose. E io ero lì e dicevo, senti, mio figlio c'ha questa attrezzatura, quindi è disponibile. Quindi non ha avuto altri rapporti? No, è stato a casa mia. Lei sa che Ferone ha riferito anche alla vicenda dell'estorsione che si stava facendo? Ma stavo parlando di questo, non ne so niente, signor giudice. Di quale estorsione? Quello della scacca, della zona industriale, ma stavo arrivando a questo, perché io non ho perso nemmeno un'udienza, forse sono mancati in qualche ora, ma non ho perso nemmeno un'udienza, quindi tutto quello che i collaboranti sono venuti a dire, io l'ho ascoltato almeno con una certa attenzione da parte mia, perché mi interessavano. Cioè io volevo dire questo, non è vero questo, cioè non è vero per quanto mi riguarda, no, non è vero questo fatto, non è vero per quanto mi riguarda che queste persone siano venute a cercarmi e a dirmi che io mi dovevo interessare di questa impresa. Lei a Domenico Mimmo Longo l'ha conosciuto? Non lo conosco, non so chi è. Gaetano Laudani? Gaetano Laudani lo conosco, anzi lo conoscevo, e so che
è morto. Mi ha presentato Campanella Calogero, erano stati in carcere assieme e me l'ha presentato nel periodo del 79, credo, insomma, quel periodo che io, quei pochi mesi che ci incontravamo, che ci vedevamo, quando io mi trovavo, quando lavoravamo, diciamo, assieme, io e lui da Spambenato, e lui ebbe a presentarmelo, in quanto io cercavo disperatamente di fare qualche altra attività. E lui, essendo Lautani un esperto nella macellazione delle carni, aveva proposto a Campanella poi l'ha fatto sapere pure a me, perché non facciamo una società per lavorare con l'ingrosso delle carni, facciamo celle frigorifere. No, il programma era buono, il progetto era bello, e quindi io ho detto sì, tant'è che abbiamo formato, allora avevamo costituito una società. Come si chiamava questa società? La Puntese Carni. Come no? Puntese. Dice, scegliamo questo nome da San Giovanni la Punta. San Giovanni la Punta, io ho un mio amico che ha la disponibilità di far costruire le celle frigorifere. Allora ho detto, fai fare le celle frigorifere che noi poi le prendiamo in affitto e facciamo questa attività. Dice no, lui entra come socio. Il nome di questo non lo ricordo proprio.